Tornano a salire i contagi da coronavirus e c'è chi pensa, dai pediatri agli epidemiologi, che la scelta del governo di abbandonare l'uso dei dispositivi di protezione negli spazi chiusi sia un azzardo. Il Ministero della Salute nega per il momento che una circolare per reintrodurre l'obbligo stia per essere pubblicata, ma il tema rimane sul tavolo. In Sicilia intanto sono 532 nuovi positivi con un tasso che arriva a superare il 10%. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 243, 13 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 14, esattamente come ieri. La Sicilia è all'8° posto per contagi. A livello provinciale si registrano a Palermo 153 casi, a Catania 157, a Messina 60, a Siracusa 44, Trapani 38, a Ragusa 25, Caltanissetta 19, ad Agrigento 27, a Enna 9. E la variante Centaurus del coronavirus sbarca in Sicilia. I primi 2 casi sono stati intercettati a Palermo. Si tratta di un bimbo di 10 anni e di un uomo di 36, entrambi in buone condizioni e seguiti a domicilio. La nuova arrivata della famiglia Omicron compare in scena proprio quando nell'isola aumentano i contagi. E dal 13 luglio è stata avviata la vaccinazione per la 4ª dose agli over 60 e agli over 12 anni con elevata fragilità, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose o dall'ultima infezione successiva al richiamo.